Allora, siamo in compagnia di Alida Manzato, consigliera comunale di Portogruaro, appartenente al gruppo misto. Questa sera si è appena conclusa la quinta commissione in cui è stato illustrato in pratica il progetto per la nuova rotatoria che verrà realizzata in Borgo San Giovanni. Volevo sapere innanzitutto se lei è favorevole a quest'opera o eventualmente quali modifiche o quali suggerimenti lei si sente di dire. Come già anticipato in Commissione, noi non siamo favorevoli alla realizzazione di questa rotatoria perché nella lunghezza di 200-250 metri sarebbe la terza. A nostro avviso, io parlo ovviamente a nome del gruppo misto, quindi per Paolo Scarpa e per il consigliere Gradini, non risolve la problematica della viabilità, anzi può solo che congestionarla ulteriormente perché c'è un problema anche lì di sicurezza, è un accesso all'ospedale dal quale poi un doppio senso di marcia con l'entrata e l'uscita di mezzi quali le ambulanze potrebbero creare notevoli difficoltà. Oltretutto teniamo presente che la problematica anche politica è che ci siamo trovati alla Commissione questa sera con le cose già fatte, quindi alla Commissione siamo semplicemente stati chiamati per apprendere e per prendere atto di quello che è un progetto, come dichiarato, quasi definitivo. Scusa se ti interrompo, loro hanno detto Prego. che c'è stato un disguido legato al server, che non sono riusciti a questo pubblicare. riguarda la documentazione che è arrivata tardi, ma non avrebbe comunque cambiato il senso delle cose, perché comunque anche se la documentazione l'avessimo ricevuta 2 giorni fa, 48 ore fa, 72 ore fa, lo stato delle cose non sarebbe cambiato, insomma. A noi come gruppo misto questa soluzione è oltremodo onerosa per il vantaggio che potrà portare. Sicuramente, come è stato comunque confermato, c'è la parte, è stata valutata, ci sono pareri tecnici ovviamente competenti, nessuno mette in dubbio la competenza di chi ha portato avanti questo progetto, che però non risolve il problema della viabilità, anzi, e tutto sommato questo è stato appesantito dal cambio della viabilità nella città di Portogruaro, quindi è un concatenarsi e una concausa di quello che poi è stato è stato dato avvio, insomma, qualche mese fa nella città di Portogruaro. Lei, se non sbaglio, ha fatto anche una proposta di inserire al posto di questa rotonda invece un senso unico in via Zappetti. Sì, perché Ma in da che senso? in entrata verso l'ospedale, Okay. ovviamente, perché il problema principale è per le automobili che escono da via Zappetti, quindi un senso unico darebbe la possibilità, soprattutto ricordiamoci che è un'entrata di un ospedale, alle ambulanze di entrare senza avere il problema di ingorghi e di contrasti da parte di altri automobilisti, e quindi un senso unico che dia l'accesso all'ospedale. Tutto il resto poi gira intorno, come è stato fatto in tante altre città, insomma, ecco, uno studio che è dimostrato anche in altre città, vedasi anche lo stesso Pordenone, dove però la situazione è un po' diversa perché ci sono sì 2 rotatorie ma nell'arco di circa 1 chilometro, non certo nell'arco di 250 metri, questa sarebbe la terza, insomma. Quindi, in conclusione, visto che questo progetto verrà presentato nel prossimo Consiglio Comunale, il gruppo misto cosa intende fare? Votare a favore, si astiene, contrario? Noi abbiamo espresso, come le dicevo prima, la nostra contrarietà oggi in Commissione, soprattutto sulla base dei dati tecnici e sui vantaggi che può portare questa realizzazione. Quindi, insomma, Quindi più un voto a questo punto, più un voto contrario o un'astensione? vedremo quando, martedì chi Ok, vivrà. non vuole rivelarci prima. Martedì ci sarà il Consiglio Comunale e quindi in adunanza del Consiglio Comunale, così invito tutti i cittadini di Portogruaro a partecipare a questa adunanza del Consiglio Comunale, e durante il quale verrà discusso anche questo argomento. D'accordo.